Meritato, anche perché oggi una sconfitta, oggi una sconfitta sarebbe stata proprio una beffa. Sicuramente già mi sta stretto il pareggio, abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanto, ho sbagliato tra tutti, anch'io. E niente, però è un ottimo Udinese, una buona prestazione. Già a Bergamo, anche la partita prima col Parma, si era visto che comunque siamo sulla strada giusta, creiamo gioco. A Bergamo ci erano mancati gli ultimi 20-25 metri, oggi siamo arrivati parecchie volte al tiro, alla conclusione non ci è andata bene, ma comunque abbiamo sbagliato noi. Speriamo già da domenica prossima di finalizzare quello che creiamo, perché se andiamo a vedere se 6 occasioni nitide finiva 6-2, perché 2 del Palermo e 6 per noi. Dobbiamo essere più cinici sotto porta. Al di là del gol sbagliato, però, create gioco soprattutto sulle corsie laterali. Sia tu che Mesto vi date un grande affare e state dimostrando di essere in grande forma. Ma sì, sicuramente abbiamo sempre la superiorità numerica con Quagliarella, io con Totò, riusciamo a fare una superiorità numerica con gli avversari, un 2 contro 1. Avendo gamba arrivi quasi sempre sul fondo libero, senza marcatura, quindi ci permette di allargare il gioco, allargare le difese per far male dalla fase offensiva sulle corsie esterne, insomma. Senti, su quell'occasione sbagliata? Ci avrò qualcosa da pensare stanotte quando non dormo. Stasera non si cena perché voi lo mangiate. Praticamente. Ma come vuoi spiegare tutti questi errori proprio negli ultimi 2 metri, come hai detto tu? Non lo so. Molte volte crei tanto e finalizzi poco. Ci sono certe partite che da un rimpallo viene fuori il gol. Noi siamo stati cinici, adesso mi metterò in settimana a provare qualche da 2 metri a tirare in porta, o anche gli attaccanti, no? Adesso scherzi a parte, dobbiamo in settimana anche le occasioni più nitide, più semplici davanti al portiere, dobbiamo sempre buttarla dentro, perché è solo quel lavoro quotidiano durante la settimana che riesci a migliorarti. Udinese partita a 1000 anche nel finale, poi un momento di stallo nella parte centrale della partita. Perché questo calo? C'è da calcolare che c'è anche l'avversario in campo, sicuramente siamo partiti bene per tutto il primo tempo, abbiamo espresso un bel gioco, anche quando siamo andati sotto non abbiamo subito il colpo, ma abbiamo continuato a giocare, a tenere il nostro gioco. È un po' la nostra fisionomia, che comunque macinare il gioco, tenere sempre il possesso di palla. Logicamente ci sono certi momenti che l'avversario riesce ad avere sopravvento, non dobbiamo mai mollare. Col Parma all'ultimo minuto abbiamo fatto un possesso palla di 15 tocchi e abbiamo fatto il gol della vittoria. E la nostra fisionomia magari sembra che ci stiamo arrendendo, però alla fine la squadra c'è sempre, perché non molla mai. Molto spesso anche i giornalisti dicono, dopo un impegno infrasettimanale di qualche giocatore con la nazionale, era stanco per l'impegno della nazionale perché ha giocato anche mercoledì. Nel tuo caso invece questa partita forse ti ha dato grinta, ti ha dato energia, non ti ha pesato, oppure sì? Assolutamente, 35 minuti di felicità non possono che far bene al morale. Dal Treviso in un paio d'anni alla nazionale, la felicità è un altro obiettivo di questa felicità. Raggiungere il traguardo più in alto possibile con l'Udinese, che dopo gli altri vengono tutti di conseguenza. Senti Andrea, proprio a proposito della classifica, un rammarico in più oggi vedendola, potevate fare un grande balzo in avanti. Non l'ho detto prima della partita per scaramanzia e compagni, perché comunque ci parliamo tanto, non ho accennato alla classifica perché non è giusto parlare adesso di classifica. Sapevamo credo che ognuno di noi sapeva, guardando la classifica, che vincere oggi significava andare in alto. E niente, non ci siamo riusciti per poco, tiriamo sulle maniche e andiamo a cercare di fare una bella partita anche domenica a Roma con la Lazio.